ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Circa 80 anni di reclusione per 39 imputati sono le condanne disposte con la sentenza del Tribunale di Caltagirone nel processo nato a seguito delle indagini dei Carabinieri sulla processione del Venerdì Santo del 25 marzo del 2016 a San Michele di Ganzaria per l'inchino davanti alla casa del boss mafioso Francesco La Rocca, ritenuto un membro di Cosa Nostra. Durante la processione il corteo avrebbe effettuato 3 deviazioni. Tornano in piazza i disoccupati palermitani percettori del reddito di cittadinanza dopo la nuova stretta del governo Meloni sulla misura. I disoccupati tra i 18 e i 59 anni che possono lavorare e non hanno a carico minori, disabili o anziani perderanno il sussidio nel 2023 dopo 7 mesi. O il governo mette in campo un piano di sviluppo per la Sicilia o l'unità nazionale è solo una barzelletta, dice Toni Guarino, portavoce della protesta. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Siracusa ha sequestrato oltre 118.000 prodotti non conformi agli standard di sicurezza, pronti per essere venduti in occasione delle festività natalizie. La merce irregolare è stata sottoposta a sequestro amministrativo, mentre il titolare dell'esercizio commerciale, oltre ad essere stato segnalato alla competente Camera di Commercio, rischia una sanzione. Traffici illeciti nel quartiere Ballarò a Palermo, nei guai una coppia scoperta dalle fiamme gialle, una pistola e droga tipo crack, cocaina e marijuana sono stati sequestrati. Sull'arma saranno eseguiti accertamenti. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.